Blitz antiterrorismo, 14 arresti complessivi ai jihadisti finanziati con il traffico dei migranti. Perquisizioni anche in Veneto, nel mirino della Procura antiterrorismo di Venezia, finiti infatti 3 imprenditori. Indagato un imprenditore del Vicentino, per la precisione di Gambugliano, e 2 del Veneziano, uno di Sandona di Piave e l'altro di Musile di Piave. Si tratta in quest'ultimo caso di 2 imprenditori di nazionalità siriana, con l'imprenditore di Musile di Piave titolare di un'azienda attiva nel settore edile, in questi anni poi chiusa. Secondo l'ipotesi investigativa avrebbero inviato soldi madrepatria per sostenere la guerra santa. A coordinare gli accertamenti è la Procura antiterrorismo di Venezia, come già detto, coordinata dal procuratore Bruno Cherchi, che ha disposto anche una perquisizione a carico di una persona di Olbia che ha intrattenuto contatti con l'imprenditore di Sandona di Piave. A far scattare le indagini il trasferimento sospetto di 50.000 euro in Siria attraverso canali non ufficiali, ma che l'industriale giustifica con l'acquisto di una casa. I 2 industriali sarebbero accusati di riciclaggio e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. In procura vi è molta cautela sulla vicenda, che vede complessivamente nel resto d'Italia ed Europa 14 persone arrestate con l'accusa di finanziamento dell'associazione terroristica Al-Nusra, con i terroristi che avrebbero sfruttato per complessivi 2 milioni di euro gli introiti derivanti dall'immigrazione clandestina. Queste le indagini condotte dalla SCICO di Roma, il Servizio Centrale di Investigazione della Criminalità Organizzata, e dalla Guardia di Finanza di Brescia, che sono arrivati fino al territorio lagunare.